per la città. Bella on the road, sali a bordo. Iniziamo bene perché la cosa bella di Bella on the road è che ci sono tante prove prima di iniziare. Ma adesso ce l'abbiamo fatta. No, smettila, è simpatica. Senti, noi siamo arrivati quasi a destinazione, io la vedo già da qua. Ah, altro puntato per finire oggi. Già. Dove? Aspetta, Mary, vedo uno degli specchietti. Porca E miseria, sì. siamo un tutt'uno. Siamo pronti, la vedo. Benvenuti a voi, benvenuta a lei oggi. In Vieni, compagnia Trasi. di Trasa. Trasa, E lei. Buongiorno. Francesca Salci, bacio, mua. Ciao bellezza, che sfatiamo sto mito e salici, ecco, grazie, non salici, Cibo, dai. salici. Senti, sei pronta per venire con noi on the road? Certo, Sei sicura? sicurissimo. E allora, Anche se so che saranno grandi risate. ma noi cerchiamo di fare questo anche perché la gente che ci vede deve sorridere insieme a noi e conoscere anche in modo diverso chi magari è abituato a vederla su un palco, no? E allora, oggi conosceremo Francesca Salici. E allora, pronti per andare on the road? Prima, 1, 2, 3, Siena. Siamo tutti insieme ragazzi da questa nostra nuova puntata a femminile oggi, dopo aver visto la sfida della nostra Francesca. niente da 5. Io metto a Con questa scusa del ho imparato a parlare in napoletano. Sì. Beh, una frase napoletana. vorrei così. Ma sparate anche una frase delle vostre canzoni, non lo so, fate finta di ridere. Quando vieni da Muscoli tu sei chiamo. Proprio una frase molto allegra. No, ma c'è sempre un motivo del perché delle cose. Molto allegra. Com'era la frase? Sei più bella quando ridi che con questi occhi di mirare. Oh! Però lei ha fatto la traduzione. Sono brava. Le traduzioni di Mary Milano. Oh yeah. Sì, anche questo di non the road. Giriamo. Allora, Franci, noi adesso ci incamminiamo per la nostra città. Dopo aver visto la tua scheda, vogliamo raccontata quella che è Francesca Salici, anche Francesca mamma. Francesca ha iniziato prima di essere mamma ferma e adesso si ritorna. Francesca Salici nasce da, diciamo, un'invenzione di Pietro Sant'Onofrio, il grande zio Pietro Sant'Onofrio. Quindi sono uscito secondo me la storia. anche la storia, ma era uno dei, cioè poi è ancora dei discografici che faceva il discografico per la musica, il discografico inventato, Sì. poi ha imparato anche il mestiere a tutta la generazione dei Santa Lucia. Si parla di 3 generazioni, quindi niente, sono un'invenzione di Pietro Sant'Onofrio. Quando andai in sala mi fecero fare il provino perché allora si facevano i provini. Lo so, anche ho fatto un provino. Prima di, o non è come adesso che adesso già dai tanti, prima facevano i provini. E niente, e si è creato così il personaggio Francesca Salici che allora Sono anche persone che non mi sposo più, sì, non ti ricordi? Il latte sole, Per sempre, ragazzi, lui ci fa sempre. camion del latte sole, ma ragazzi. magari ci facesse da sponsor, lo voleva dire. E sapevo che erano per bicchiere di latte per i quadri. Quindi diciamo che il grande successo è nato da un brano che era un brano Che era Non mi sposo più. Adesso come tu sai abbiamo rinnovato, abbiamo fatto il remix molto bello, molto discoteca, molto allegra. diciamo riportato a quello che è il 2017. Mamma, fare la mamma e fare anche Sei scomparsa. no, non sono scomparsa per il fatto di essere diventata mamma. Diciamo che ci sono state tante cose molto personali che mi hanno costretta in un certo qual modo a mettere da parte. Vabbè, è stata una resa momentanea. Sì, quanto è È durato? durato un bel po', 3 anni e mezzo, quasi 4. Però diciamo siamo ritornati
aspettava che Francesca potesse sì, è ritornare. vero, come si suol dire, una bella doccia Siamo fredda. ritornati e devo dire, come ho già detto in altre occasioni, che il pubblico non ha dimenticato. No. No, questa è una cosa più importante. E questo, diciamo, mi ha reso ancora più forte, più Forse è stato anche sicura. meglio. Più sicura. Sei contenta di essere, diciamo, scomparsa troppo bene e ritornata? Lo rifaresti in questo modo? Di lasciare no, non lo rifarei. Non rifarei lo stesso errore di lasciare questa passione, Perché perché sempre prima di tutto è una passione, poi diventa un lavoro. Non lo lascerei mai più. Però comunque così è andata e così ce la prendiamo. È insomma. bene, tornata con fatta apposta con me. Da lì hai avuto questo boom, ma- uscito con il singolo Io album. non mi aspettavo sinceramente questo riscontro così, dopo tanto tempo. Eppure... Sorpresa, non mi hanno dimenticato. No, non mi hanno Non uccido, dimenticato. non uccido. No, io non uccido. Poverino, io voglio l'occhiale verde fashion, non so se avete avuto l'occhiale verde fosforescente, bellissimo. Intanto ti posso dire una cosa, adesso sono più confortato perché ho visto lo stop e la freccia, diciamo, obbligatoria, ma avevo quasi l'impressione di essere controllato. Ho avuto questa impressione. Tu stai andando parecchio fuori a cantare anche tu. Sì, un po' sì, adesso infatti abbiamo un po' di impegni, il pensiero profano soprattutto. Ma tu sei seguita abbastanza? Sì, molto, direi di sì. Qualche impegno qui a Catania, insomma, stiamo cercando un attimino di uscire dal guscio catanese. Farsi conoscere un pochino soprattutto. fuori, sei contenta di questo? Molto, perché secondo me comunque quando un artista è comunque seguito già qui, secondo me deve uscire un attimino Farsi conoscere e farsi conoscere se è valido ovviamente. È bello, voglio dire, andare anche fuori perché, voglio dire, uno conosce anche, cioè, l'applauso che non hai mai ricevuto, no? Sì, alle volte vai fuori e magari il pubblico lì, cioè sei stata richiesta da un organizzatore, ma il pubblico non ti conosce. Arrivi lì e ti trovi un attimino quell'imbarazzo da esibizione. Poi però comunque vedi che Quando arriva l'applauso, sei ancora apprezzata. più bello. Questa è la Com'è stato ritornare? Rivedo questo, l'emozione di risalire su un palco. È come se fosse la prima volta. Più truppola o più... cioè, magari truppola. truppola. Allora, Ciao ragazzi, ciao a tutti. Truppola, esiste questo vocabolo, truppola. in siciliano diventa Ciubola. come? Ciubola. Ciubola, bellissima, dai che non riesce a dire. Vedi Melani che non sa parlare in catanese. Ciubola. No, però voglio dire, quando si è più giovani, no? Forse le cose si prendono con più leggerezza rispetto a quando magari si ha più esperienza. Io questa volta ho curato tutto nei minimi dettagli, cioè ho cercato di farlo, poi non lo so se sono riuscita, però ho cercato di fare del mio meglio, ho curato tutto. Io sono sul Titanic nel frattempo, sto volando. Anch'io. Tranquilli, È l'aria condizionata. E quindi, così perché no, ragazzi, aspetta, rifamelo, scusa, ti prego, rifamelo. Ok, anche Titanic. nel frattempo ho fatto anche il versetto. È giusto, per non confondere le persone, dico tutto che devo parlare. Stavamo dicendo che hai curato tutto nei minimi dettagli, Ho cercato. hai cercato di curare, quindi sicuramente l'esperienza e anche la maturità. Cosa che io non ho fatto nei miei primi 2 anni. Fidanzati. Cioè io registravo, vabbè, Giuseppe missava. Ciao, Ninuzzo. Ciao Giuseppe Ninuzzo. Ciao Beppe, che è il mio produttore. A proposito, Franci, la tua canzone del cuore, cantano un po'. Di quello che mi hai lanciato. Vai. Voglia non mi sono fatta apposta con me. Amo guardo tutte i giorni ma stringo forte indietro. Si facciamo amore mi accarezza. Non mi sta niente più da guardare. Non mi
quest'uomo per noi donne, quest'uomo perfetto, che non esistono questi uomini, caggiafa! Abbiamo uomini, Vabbè, no, ma lui sa che quando è con le donne, come quando capita che c'è un altro uomo, criticano loro. Sì, siamo passati è minoranza. Esatto. E qui c'è anche il Siamo alla pescheria. Ragazzi, una volta che siamo qua, secondo me sarebbe bello comprare anche un chilo di pesce. Questo non sarebbe no. Voglio dire, come si dice, 2 piccioni con patata? Sì. Ecco, se qualcuno magari ci mostra. Siamo in pescheria. Qual è il tuo pesce preferito? Non fare questo! Ma che domanda è qual è il tuo pesce preferito? Ci manca solo che lei dice lo stummo e non... Direi lo stummo in caso, lo stummo. Nel senso, qual è il tuo cibo? Qual è la tua Ragazzi, qual è il tuo pesce La tua preferito? pietanza È una cosa... La tua pietanza! Le domande della Milani, ragazzi, qual è il tuo pesce preferito? pesce spada, Qui ce n'è un pezzo. gamberoni, E questa forse non la vediamo. Sì, questo forse... ostriche, Qual è il tuo pesce preferito? molluschi. Vabbè, sinceramente questo è la spontaneità, sì. Cioè, poi se volete c'è anche un grappolo di uva, ma Che a me non piace comunque. anche molto bene, come contiene tante vitamine. La buccia dell'uva. Esatto. La buccia dell'uva. Per la pelle aiuta tantissimo soprattutto contro i radicali liberi. L'angolo della dermatologia, a cura di Milani. Se volete curare quello che è il vostro aspetto fisico, non un po' di uva, soprattutto nel periodo estivo perché è fresca, perché è raccolta, perché non è congelata, e vi aiuterà molto contro il radicale libero. Quindi la canzone del cuore di Francesca Salici è fatta apposta per me. Ma domanda, la canzone invece più apprezzata di Francesca Salici da parte del pubblico? Ma sempre questa, sì. Questa la sanno tutti. Ecco, la sanno tutti. Senti, guardi, guarda come... Noi ci conosciamo da una Io vita. a Francesca ho molto o poco da domandare, sai perché? Perché che ci conosciamo da tanto, so le sue qualità, so quanto vale, so che persona è, quindi io l'unica cosa che domandare, la mia è solo augurare a Francesca, ma veramente di cuore che lei possa fare sempre cose belle. Tanto per esempio qua siamo in un'altra via in Catania che è sempre... guarda, stava morendo, Ecco, una tragedia in diretta. Sì, tra l'altro aveva anche la magliettina della Juve addosso. Cosa vuol dire? No, che voglio dire, sarebbe stato un omicidio perfetto. Ma io dico anche no! Qui, Francesca, E io non tifo per nessuno. e a me è venuta fame. Come? Cosa dice? No, vabbè. Comunque, ritorniamo a noi. Buoni propositi per il 2018 di Francesca Salici. Allora, intanto Visto che sono finite le feste, abbiamo parecchie date, come il gioco d'inverno. I miei propositi sono di lavorare al nuovo disco che uscirà l'anno prossimo. Stiamo preparando il primo nuovo singolo. hai portato il disco? Sì. Alziamo le alette, ecco, grazie, perché... A me mi stanno arrivando loro. Metti un po' più avanti, un po' più avanti. Questo è 50 sfumature di... No, le devi abbassare per farmi volare. Abbassare. Oh, il dettaglio. Allora, 50 sfumature di Francesca Salici. Questo è l'album, il terzo lavoro discografico. Quindi, buoni propositi per il 2018 andare a realizzare il quarto. Il quarto, sì, infatti stiamo cominciando con il singolo, che sarà una canzone, un brano molto particolare. Scusami se ti interrompo, la cosa bella è che quando su Facebook molte volte capita che ti scrivono che stiamo facendo una canzone nuova e il singolo. Il singolo è fantastico, tipo un po' lo special guest. Il singolo. Quindi stavamo dicendo, in questi momenti in cui molte persone ci chiedono oggi non lo possono ora vedere poi la mia faccia quando... C'è stato lo scatto in mezzo alla folla. In questo momento Sì, Bellissimo, bello il brano. io dirò tutto durante le puntate mie della diretta, lo sconterò quello che succede durante le registrazioni perché sono sicura che queste cose verranno anche tagliate. Certo. Però sicuramente
solo. Ma io volevo dire la pietanza culinaria con ingredienti che riguardano la tipologia pesce che tu preferisci La della Milani, sai qual è? Che lei gira per sfuggire all'ostacolo, bellissimo. Ci riesci qualche volta? Lei si diverte, eh? No. Lei proprio si diverte. Sai, molte volte ho anche l'impressione che ci prenda per il culo. Ho anche questa impressione. Comunque, dai ragazzi, adesso non andiamo. Ma più tardi fai il programma. Sì, certo, racconterò anche del nome del pesce. Del pesce. Posso raccontare come Ti ricordi dove devi andare? Sì, c'è stato un No, cammino. che vado, andiamo ad attaccare nell'alligatore. Sì, Domenico. All'avanguardia con i cellulari. Sì, è capitato che nella puntata di Valeria abbiamo svolta a destra. Max ci è stato d'aiuto. Molto d'aiuto. Volevo chiedere una cosa. Coyote cosa significa coyote? Coyota è la femmina del coyote. Dai, questa è la domanda. Perché non abbiamo voluto tu, ne te la sei cercata. Come no? Fare queste domande. Meglio Zorro 100.000 volte. Che non la Milano. Zorro, ti amo. Mi stai facendo una domanda. Sì, allora Francesca Salici, artista cantante, mamma, comunque anche molto brava e bella donna, voglio dire, è bello quando si vede, ci tieni particolarmente all'aspetto fisico. Evviva la Milano! Azzecca tutte le donne! Lo devo dire, è normale che uno vada fuori sul palco e che l'altro vuole la sua parte, perché A dire che sei curata è una cosa, l'aspetto fisico lascialo bene. va bene, ma sali sul palco che comunque ci vuoi vedere. No, io sono Francesca Belen, piacere. Oh dai, la rifaccio. Assunciamo! C'è da dire, aspetto. Magari sì, mi trucco, sono carina quanto. Non ce la faccio più ragazzi, veramente. Quasi quasi che siamo venuti all'ospedale di Torino per nascere. Me l'ha detto il reparto psichiatrico, problemi. Il reparto Ma a psichiatrico. proposito, ti posso raccontare una cosa? A proposito di questa che ho detto check-up, mi viene sempre in mente Zorro, non ci posso fare niente. Una volta Zorro doveva fare un favore a un suo amico che aveva bisogno di fare un check-up. Ah, Sonina, l'aeroporto. Sì, aveva un check-up. No, il check-up. Giardino! Mio amico deve fare un check-up. Io poi ci arrivo dopo. Prima dopo l'importante è che ci sei. Senti Nino, quanto manca per lo Sole Francesco? Chiedo pure la domanda di Enrico. Siamo quasi a Si destinazione. può parla? Sì, siamo quasi a destinazione. Francesca, prima di lasciarti, devo farti la domanda. Il tuo sogno nel cassetto? Il sogno nel cassetto. Ne ho tanti sogni nel cassetto. Ne hai tanti o non ce n'è adesso? No, ci sono. Rimarranno. Uno, dice uno, per favore, uno solo, uno. Però siamo gioiosi. Ce lo dici. Allora, non è realizzarmi un successo nella musica, no. No, vogliamo Francesca Persona che risponde. Francesca Persona ha il desiderio di poter vivere una vita tranquilla, serena e la serenità per i miei figli soprattutto. Quello è il sogno nel cassetto, di non avere problemi o quasi per la mia famiglia. Brava Francesca! Ma è una cosa che comunque tutti hanno, penso. No, devi capire. Diciamo anche di no. Ognuno ha il suo sogno nel cassetto. Sì. Capito? C'è anche chi ha il sogno nel cassetto di non avere Il sogni sogno nel nel cassetto. cassetto. Dovrò vedere tutte le puntate di Bella on the Road. Mi sa proprio di sì, Franci. Franci, noi siamo arrivati. Sì, Grazie per essere stato con noi on the road. grazie. Grazie per la chiacchierata e ti auguriamo tutto il bene che la vita possa riservarti. Io auguro a voi la stessa cosa. Un saluto a tutti quelli di Bella. Ciao a tutti, un grazie a Nannino Marchi per avermi fatto da autista e compagnia. Grazie a te. Grazie, bravo. Ciao. Grazie a te. E sempre bello. Un bacio. Saluto la cintura.
Noi abbiamo le cinture, Sempre, mi raccomando. mi raccomando. Salutiamo la nostra bella Francesca, presto. Ciao Francesca. Vogliamo mangiare che è tardi. Ok. A San Gene? E che cosa? Carne di cavallo? Ciao ragazzi!